Allarme polveri sottili in Veneto. Secondo i dati diffusi da ARPAV, il limite giornaliero di 50 microgrammi a metro cubo è stato superato almeno 35 volte in tutti i capoluoghi tranne Belluno. Situazione peggiore ovunque rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. A Padova si registrano 58 sforamenti contro i 32 del 2016, a Vicenza 56 contro 35, a Treviso 50 contro 34. A Mestre i limiti sono stati superati consecutivamente per gli ultimi 8 giorni, portando il totale a 45 contro i 28 del 2016. Tra le cause principali la mancanza di pioggia nelle ultime 3 settimane, la debole intensità del vento e le nebbie degli ultimi giorni. Il Comune di Venezia ha quindi deciso di introdurre limitazioni per i veicoli non catalizzati, attive già dal lunedì prossimo, stop alle auto a benzina Euro 0 e 1 e per i diesel anche agli Euro 2. Se ci saranno 4 sforamenti consecutivi scatteranno ulteriori misure restrittive. Le stesse regole sono attive a Vicenza già dal 16 ottobre. A Padova il limite sarà esteso anche agli Euro 3 a partire da metà novembre. Nel frattempo è già stata organizzata la prima domenica ecologica col blocco totale dei veicoli a motore. Treviso invece temporeggia. Per il sindaco Giovanni Manildo imporre unilateralmente un'ordinanza non avrebbe senso, si cerca quindi il coordinamento con i sindaci dell'Interland. La situazione smog dovrebbe migliorare nel weekend con l'arrivo della pioggia.